Siamo nel boschetto dei Verdi Aceri, nella parte alta di Parco Giardino Sigurtà, alle mie spalle la passeggiata panoramica, e qui un'intera collezione di aceri giapponesi dai verdi brillanti decora il giardino dalla primissima primavera fino all'autunno inoltrato, perché questi aceri sono cangianti. Adesso li vedete in un modo, d'autunno li vedrete con un'altra veste, e a primissima primavera, marzo, i primi di aprile, ancora con una veste diversa. Quasi tutti gli aceri giapponesi hanno appunto dei nomi giapponesi, e in particolare questo è un Shigitatsu Sawa, pensate. La sua caratteristica è una foglia palmata, reticolata, con le nervature molto in evidenza, verde scuro, che poi con il passare della stagione, cambiando la foglia in verde molto brillante, quasi spariranno. Siamo all'interno del boschetto dei verdi aceri e incontriamo l'Acer palmatum katsura, che significa parrucca, per il suo portamento molto folto, non troppo alto. È un arbusto che non supera i 2-3 metri di altezza. La particolarità di questo acero sono ancora una volta le foglie, che cominciano di un arancione salmone durante la primissima primavera per poi trasformarsi in verde brillante e tornare in autunno di un arancio dorato. Siamo all'interno sempre del boschetto dei verdi aceri, nella parte alta del giardino. Ecco un altro acero da collezione. Questo, il suo nome originale è Shishigashira, che significa criniera di leone, e la particolarità è la foglia di questo verde brillante per tutta l'estate, ma che poi cangerà in oro, quasi in giallo oro durante l'autunno. Foglia piccolissima e arricciata ai bordi, vedete? Molto particolare, e questo acero si presta bene anche alla potatura come bonsai. Siamo all'interno del boschetto dei verdi aceri, ancora una volta un Acer palmatum. Questo è il Sangokaku, che vuol dire torre di corallo, perché come notate la sua corteccia e i suoi rami in primissima fioritura sono di questo rosso corallo intenso, che in inverno diventa quasi fluorescente, quindi quando è spoglio si nota sicuramente di più. La particolarità è il suo portamento eretto, la foglia e la corteccia, quindi anche la corteccia diventa una decorazione per queste piante veramente meravigliose e speciali. Ci troviamo all'interno del boschetto dei verdi aceri, dove aceri, non solo aceri palmati da collezione verdi brillanti, ma anche aceri negundi e una varietà di Acer saccharinum con le sue samare, i suoi semi, che assomigliano veramente a un elicottero, alle pale di un elicottero. Sicuramente ci avrete giocato, perché quando si seccano questi semi e cadono sono veramente intelligenti. I semi sono intelligenti, e questa parte di seme, questa samara, volando, portata dal vento grazie alla leggerezza della sua ala, arriva a cadere con il peso nel terreno, sul terreno, e grazie ad un uncino si attacca praticamente e riesce a far germogliare il seme.